Dottore Buscemi, oggi un interessante convegno per spiegare alcuni bandi sulla sicurezza del lavoro qui presso la sede del Convidi di Agrigento. Ecco, noi ringraziamo i Convidi Sicindustria che hanno ospitato questa iniziativa, è già il terzo anno che ci ospitano ed è l'occasione per sensibilizzare le aziende e i lavoratori sulla possibilità di avere dei benefici nell'innovazione per la sicurezza. La sicurezza del lavoro purtroppo è un tema che dobbiamo trattare, ricordarci sempre e ricordare ai lavoratori e alle aziende, perché in qualche modo dobbiamo cercare di ridurre questi infortuni, queste malattie professionali che in qualche modo vediamo che stanno crescendo leggermente, ma crescono, invece che dobbiamo attivare una tensione comune, collettiva, come stiamo facendo con questo evento oggi, tutti i rappresentanti sindacali, associazioni, istituzioni, che in qualche modo vogliono collaborare a ridurre il numero degli infortuni. Questo è il nostro scopo. Quindi siamo qua con il presidente del COCOPRO, dell'INAIL, che rappresenta tutte le organizzazioni, gli enti che collaborano su questo tema, e in qualche modo proviamo a sensibilizzare. Quest'anno abbiamo raggiunto un grosso risultato. Abbiamo incrementato del 50% le aziende che hanno avuto una approvazione del bando ISI, quindi significa che aziende che investono 10, 20, 60 mila euro, 200 mila euro per la sicurezza e l'innovazione della sicurezza. Questo è un fattore critico di successo che dobbiamo tenere conto e in qualche modo diffondere a tutte le aziende del territorio, perché se vogliamo essere competitivi in Europa dobbiamo in qualche modo sfruttare questi finanziamenti e crescere nell'innovazione per la sicurezza. Di fatto quali sono i benefici che le aziende possono Allora, ci sono tanti benefici che le aziende potrebbero utilizzare. Oggi tengo a precisare che è una nobile iniziativa promossa da INAIL che per il terzo anno consecutivo dà inizio a questi bando ISI, perché servono a un duplice significato, quello di non fare perdere risorse alla nostra provincia e cercare di sensibilizzare quello che è il tema della sicurezza, che ancora non viene recepito, tant'è che c'è uno slogan, quello di 3 morti al giorno, che c'è la tendenza, dice che siamo arrivati già a 3,5, 4, quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Il bando ISI serve anche a garantire qualche gettone di sicurezza in più. Ci sono tematiche e problematiche, anzi drammi sociali e ambientali, che sono quelle dell'amianto. Anche quest'anno nel bando ISI è compreso quello dell'amianto per un massimo di 130.000 euro ad impresa, se non erro, un contributo a fondo perduto del 65%, di cui molti potrebbero approfittare di questa occasione. Ecco, l'INAIL è sempre attenta a ciò che sono le tematiche degli infortuni sul mondo del lavoro, ma le chiedo, ecco, si fa abbastanza, le aziende fanno abbastanza? In provincia spesso purtroppo siamo costretti a dare notizie negative. Ecco, in questo senso voi cosa fate, direttore? Noi proviamo, ripeto, insieme a tutti gli enti che hanno aderito a questa iniziativa, a promuovere i nostri servizi, a ricordare ai cittadini che c'è un'esigenza di sicurezza, alle aziende di ricordare che la sicurezza non è un costo, ma è un investimento per l'innovazione e per il futuro e per la salute dei nostri lavoratori, per il benessere dell'azienda. Oggi siamo nella giornata mondiale per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Oggi si commemora questo e quest'anno l'IOL ha voluto dedicare questa al benessere psicosociale. Il benessere psicosociale del lavoratore si conquista anche con attrezzature adeguate, con sicurezza nella gestione aziendale, con formazione, con informazione. Quindi tutto questo lo dobbiamo ricordare, perché certe volte viene sia dal lavoratore ma anche dalle aziende dato per scontato, e non dobbiamo darlo per scontato, perché ne vale la vita dei lavoratori. Intanto è la giornata nazionale per la sicurezza e la salute, è la giornata mondiale. Questo bando che viene promosso oggi in Confindustria con la collaborazione con l'INAIL per il quarto anno consecutivo deve essere focalizzato. Non è un bando per acquistare macchinari, è un bando che è finalizzato all'aumento della sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso l'acquisto di nuovi macchinari. Abbiamo in Italia circa 597.000 infortuni l'anno, 1.093 morti l'anno,
ed è una cosa che non possiamo assolutamente accettare, quindi è totalmente inaccettabile come politica. Abbiamo il dovere di insistere, il dovere di ridurre questo numero che è esorbitante di decessi, per cui ogni risultato che va conseguito è un risultato collettivo, è un risultato importante sul quale dobbiamo continuare ad operare in maniera collegiale. Anche l'ASP è presente a questa iniziativa? Sì, l'ASP è presente anche perché è l'occasione per lanciare una campagna di sensibilizzazione d'accordo con INAIL sugli incidenti sul lavoro. È una campagna di sensibilizzazione che è rivolta a tutti, ai luoghi di lavoro, è rivolta agli imprenditori, ma è rivolta anche ai lavoratori e anche alle scuole, perché pensiamo che soltanto con un cambio culturale, questo vale sia in sanità ma anche nella sicurezza nei cantieri, nella sicurezza negli ambienti di lavoro agricoli, si possa ridurre questa dramma che è quello degli incidenti sul lavoro, che poi non hanno solo un risvolto, diciamo, di tipo umano, ma anche un risvolto di tipo sociale, perché i costi degli infortuni poi gravano su tutta la società.